La cultura olimpica è un valore inestimabile. I Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina avranno anche un versante della Olimpiade culturale. È importante attraverso queste iniziative far capire, far crescere i giovani, dare loro i contenuti, i valori, perché l'olimpismo è uno stile di vita. Creiamo questo stile di vita nella scuola, nella famiglia, in tutti i momenti della nostra attività quotidiana, perché grazie a questo avremo dei giovani più forti. Quali progettualità stiamo mettendo in campo? Sono diverse le progettualità per aiutare i nostri giovani, per invogliarli a avvicinarsi al mondo dell'impresa, al mondo delle istituzioni. Abbiamo messo dei fondi, ad esempio, per quanto riguarda gli ITS. Questi fondi servono per pagare la tassa di iscrizione, così come viene chiamata, per tutti gli studenti di Treviso e Belluno che vogliono iscriversi in qualsiasi ITS del Veneto. Tra l'altro uno lo ospitiamo in Camera di Commercio nella sede di Belluno. Poi l'altro è quello ovviamente di mismatching tra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola, tramite dei laboratori. Ne abbiamo sviluppati qui in Camera di Commercio a Treviso, ma anche a Belluno, questa relazione tra l'impresa e i ragazzi, in modo tale che quando devono decidere che scuola prendere e se la scuola o l'indirizzo scolastico può dare delle prospettive, e quindi li abbiamo messo in contatto con imprese eccellenti del territorio. Altra iniziativa è quella che con l'Università Ca' Foscari stiamo lavorando già da parecchio tempo. Pochi giorni fa abbiamo concluso con Ca' Foscari un seminario dove i nostri ragazzi hanno avuto dei tutor, hanno avuto una sperimentazione nel mondo dell'impresa e seguiti dal mondo universitario. Quindi direi che su questa partita possiamo veramente dirci sulla buona strada. Sempre per i giovani poi c'è il grande progetto Generazione 2026 che sta ormai avendo un successo, direi, regionale, non solo trevigiano-bellunese, perché permette a questi ragazzi, con questo nostro lavoro che ormai è in campo da parecchi anni, di far conoscere il mondo dell'impresa legato allo sport, i valori dello sport, con delle tematiche specifiche anno per anno, e questo gli permette di avere una visione del mondo dello sport a 360 gradi, gli permette anche di fare conoscenza e relazione con altri ragazzi. Ad esempio pochi giorni fa all'Arena di Milano una delegazione di Treviso e Belluno ha partecipato alle finali dei Giochi, dove hanno anche vinto buona parte, quindi bene anche questo. Questo è altro semina perché i nostri giovani possano un domani affrontare o il mondo dello sport o il mondo dietro dello sport, con ovviamente il distretto dello sport assistant, l'occhialeria, o non solo occhialeria, ma anche tutto quello che c'è qui da noi. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro, direi, importante in relazione con le istituzioni, in questo caso con l'Agenzia delle Dogane. Abbiamo fatto un ciclo di corsi, in totale 6, in modo tale da far capire quali sono le procedure per esportare, quali sono le procedure ovviamente che ogni materiale deve seguire. Oltre a questo poi ci sono tanti webinar che mettiamo in campo, in modo da poter arrivare direttamente all'impresa senza farli scomodare e venire a Treviso per proprio approfondire. Quindi c'è un'attività continua da parte nostra, dai nostri uffici, abbinata ovviamente a Venice Promex, la nostra agenzia per l'internazionalizzazione, e da Socamere Estero, che sono direi gli sportelli esteri per un tessuto come il nostro che esporta oltre il 50% della propria produzione.